Sestari, Praticò, Gregori, Ballardin, Pirro, Elpidio, Bordacchini, Cortés, Isa Pereira, Gaspari, Ferrara, scusate, Pesaresi, mister Giulio Domenichetti, mentre per TT Royal Lamezia abbiamo Correia, Raso, Folino, Foti, Ines, Nani Alves, Aliotta, Zagar, De Sarro, Gisela Martinez, Desire Russo e Silvia Luzzi con l'allenatore Flavio Domaral. Foto di rito per la Royal e fra pochissimo anche per Ocasa Falconara. E andremo dunque subito a scoprire i quintetti che scenderanno in campo, che inizieranno questo match. C'è da dire che sicuramente c'è un gran divario tra le due formazioni, ma questo non vuol dire che questo sport non ci può regalare dello spettacolo, come abbiamo visto in tantissime occasioni. Speriamo dunque di vedere una bella partita al di là del risultato, soprattutto per tutti gli appassionati di questo bellissimo sport. Vediamo la formazione delle padrone di casa. In porta Russo, poi abbiamo Ines, Foti, Gisela Martinez, Nani Alves, mentre per il Falconara in porta Sestari, poi abbiamo Letizia Cortés, Giorgia Ballardin, Alina Elpidio e Isa Pereira. Aspettiamo dunque il fischio d'inizio con Nani Alves pronta sul pallone. È quasi tutto pronto per l'inizio di questo match. Royal Team Lamezia in completo nero, Ocasa Falconara completo azzurro, blu scuro. Ultimo controllo al cronometro per il direttore di gara, che porta il fischietto alla bocca e decreta l'inizio di questo match tra TT Royal Lamezia e Ocasa Falconara. Padroni di casa in possesso di palla con Nani Alves, scarica su Martinez, la pressione di Ballardin, poi riconquista palla Elpidio, all'indietro per Cortés, ancora Elpidio, Isa Pereira, di nuovo Elpidio, apre con questo passaggio orizzontale, arretrato per Cortés. Ines batte questa rimessa laterale, Nani Alves allarga a sinistra per Foti, va a supporto Martinez che conquista questo pallone nello stretto, poi si appoggia a Nani Alves. Ines, spalle alla porta, deve tornare indietro, poi taglia il campo con questo passaggio orizzontale per Gisela Martinez che scivola, perde palla a favore di Isa Pereira. Adesso prova a gestire questo possesso il Falconara. La palla è uscita prima del tocco di Giorgia Ballardin. Nani Alves era andata in pressione ed è pronta a battere questa rimessa laterale tra le linee per Ines Correia. Poi la palla di nuovo Nani Alves che pisa verso Gisela Martinez. Il possesso ancora della Royal dopo l'errore su questo passaggio di Giorgia Ballardin. Lo scavino di Ines, poi il controllo di Foti in palleggio. Dall'altra parte molto bene per Martinez che sbaglia il passaggio, riconquista Cortés, poi ci mette una pezza Nani Alves, prova a ripartire, intervento sul pallone, questo di Giorgia Ballardin. Partita subito intensissima, sono passati 1 minuto e 10 secondi, ritmo subito alto. La conclusione di Isa Pereira sul muro in maglia nera, poi ricomincia Falconara con Ballardin, ancora Isa Pereira. La scucchiaiata a cercare Ballardin che poi controlla, aveva provato il tiro, in qualche modo la Royal si salva in questa occasione. Foti punta alla porta, il tiro mezzo interno, mezzo di punta e al lato. Riparte Isa Pereira, poi Alina Elpidio, ancora una volta Letizia Cortés, poi Isa Pereira. Non si chiude l'1-2 con Ballardin, difende Foti, regala la rimessa laterale al Falconara. Pereira
Dall'altra parte Cortés, dentro per Elpidio. E Nani Alves va a sfidarne due. Rimonta Elpidio, allarga verso Foti. Foti col destro, deve intervenire Anna Sestari. Il primo squillo è della Mezia. Calcio d'angolo battuto, Alves, ancora Sestari. Non era fortissimo il tiro, ma comunque pericolosa questa occasione. E ancora in zona offensiva la Royal. Gisela Martinez per Foti. Ines all'indietro, Russo. Alves, un controllo non facile ma efficace. Foti poi non trova la compagna. Pensavo fosse il direttore di gara, visto che molto spesso credo sia per il motivo perché la Royal gioca anche in maglia verde. Si è un attimino confusa qui Foti. Si è scusata con la compagna. È pronto a ripartire il Falconara. Isa Pereira, Elpidio, ancora Isa Pereira. La diagonale, poi il tiro di Elpidio, non riesce a trattenere Russo. Cortés. Poi c'è il tiro fuori misura di Giorgia Ballardin. Foti. Nani Alves, rimpallo, l'ultimo tocco è di Ballardin, dunque rimessa Royal. Foti. Martinez nello stretto, non si chiude la triangolazione con Ines, poi rilancio di Sestari. Russo. Grande intervento questo, c'era lì pronta a disturbare Isa Pereira. Martinez prova a scartare sulla fascia Ballardin, poi ritorna indietro, si appoggia e sbaglia il passaggio. Il pallone è qui per il tiro di Letizia Cortés. Riparte Nani Alves a tutta velocità. Nani Alves, rimonta di Isa Pereira, poi entrambe finiscono contro le barriere ed è rimessa dal fondo per il Falconara. Primo cambio, entrata Erika Ferrara. Per il Falconara, Cortés. D'altra parte Isa Pereira, Ferrara. Punta Foti, c'è anche Alves a supporto. All'indietro si chiude il triangolo, Ferrara. La conclusione, Foti ci mette il piede. Calcio d'angolo. Ancora un cambio, entra Praticò. Sempre pericolosa su palla inattiva con questo schema. Tiro, e Russo ci arriva in tempo sulla conclusione di Isa Pereira. Ancora una volta dall'altra parte calcio d'angolo per il Falconara. Palla fuori, il gran tiro qui di Ferrara, di poco a lato. Partenza adesso per il Lamezia, proverà ad uscire con Foti. Praticò, dice che deve fermarsi, anzi guadagna anche la rimessa laterale, la numero 5, maglia azzurra. Se ne occupa Cortés. Palla per Isa Pereira, conclusione però completamente fuori misura, non inquadra lo specchio della porta. La Venezia sempre con le stesse 5 in campo, nessun movimento da parte del mister Do Amaral. Russo per Foti, riesce a servire Alves. All'indietro per Ines, Foti non riesce ad agganciare, dunque si riparte con Erika Ferrara. Dall'altra parte Cortés. Palla dentro, Praticò, e c'è il miracolo di Russo. Miracolo questo qui. È sempre pronta Praticò sul secondo palo, l'abbiamo vista in tantissime occasioni da gol per il Falconara, ma questa volta Russo ha fatto un grandissimo intervento.
E dalla corner, attenzione ancora, praticò di poco al lato. Russo. Ines. Foti. È chiusa, poi prova a saltare. Cortés guadagna solamente la rimessa laterale. Pressione altissima del Falconara. E infatti qui Nani Alves non ha alcuna soluzione vicino. Praticò, spalla alla porta, Praticò attaccata da Martinez, poi la scarica per Ferrara sinistro al veleno, ma c'è Ines a dire di no. C'è da recuperare un pallone, arriva quello di riserva, palla dentro, era andata sul secondo palo lì nel Pidio, poi si ritorna da Sestari, lancio lungo, Praticò di testa, grande lancio di Sestari, grande gesto anche di Silvia Praticò che non inquadra la porta. Ines, Foti ancora, non ci arriva, Ferrara l'appoggia a Sestari, poi voleva chiudere il passaggio ma ha preferito buttarla via per evitare ogni pericolo. Foti. Dentro Martinez, Sestari è costretto ad allungare la gamba destra. E anche qui la mezza è pericoloso. Martinez. Nani Alves. Quasi perde il pallone, poi si appoggia al Russo, controlla. Per Ines. Ines si allunga troppo il pallone, ha capito tutto Isa Pereira che riparte. Dall'altra parte Ferrara. Ferrara a campo libero, può provare il sinistro, poi Praticò. La tiene lì e in area di rigore ritorna dietro. Non ha trovato il passaggio per il Pidio sul secondo palo. Ecco Praticò. La perde. Foti. Alves ci prova dalla distanza. Facilissima per Sestari questa parata. Ferrara. Lì abbiamo pensato per un momento ad una conclusione. Il tiro di Elpidio. Russo sicura, mette in calcio d'angolo. Ancora Elpidio. Fuori c'è Isa Pereira, di nuovo Elpidio. Vuole cercare la giocata. C'è lì pronta sempre Silvia Praticò, attaccata al secondo palo. Una soluzione che provano tantissimo le ragazze del Falconara. Isa Pereira, secondo palo, questa volta c'è andata Erika Ferrara e ancora Russo a chiudere. Grande inizio di partita per la numero 28, arrivata da poco qui alla Lamezia a sostituire, ricordiamo, Gabriele Selame. Eccolo ancora qui Russo, poi fuori Ferrara, ancora Russo, Praticò, Russo da terra, la blocca. Poi l'errore di Ines Correia. Ferrara. All'indietro per... Poi ancora Ferrara, sinistro. Foti. La aggancia Zagar per un momento, poi rimessa laterale per il Falconara. Isa Pereira, Elpidio. Elpidio, interviene Martinez. Rimangono basse le ragazze della Lamezia. Sestari, Praticò, l'aggancio. Poi prova il numero su Ines. E c'è la sostituzione, ritorna Ballardino al posto di Praticò. Mister Domenichetti ha deciso questo cambio. 3 minuti effettivi per la numero 5 del Falconara. Ferrara, deve uscire Russo perché sul secondo palo c'era Aline Elpidio. Prontissima anche in questa occasione Desiree Russo. Elpidio, Ferrara sinistro, calciano
molto rapidamente. Entra Sara Correia per il Lamezia. C'è Zagar, 1 contro 1, Zagar! Sestari, intervento con il corpo. Grande occasione per il Lamezia, ce l'ha, le palle gol. Come dicevo, partita divertente, siamo ancora sullo 0-0, sono passati 7 minuti esatti di gioco. Correia, Ines, dove non c'è nessuno però, Balardin, Elpidio, si appoggia Isa Pereira guadagna metri, Elpidio, aggancio col destro, poi rientra ancora Elpidio per Isa Pereira, Erika Ferrara dall'altra parte, di nuovo si va al centro, c'è questo possesso prolungato del Falconara, poi è conclusione, anzi assist tentato sul secondo palo di Elpidio per Balardin, ancora una volta non ci arriva. E si riparte da Russo. Zagar non trova compagne, palla che rotola dalle parti di Sestari, rimessa laterale affidata da Lina Elpidio. Isa Pereira, Elpidio per Cortés, in posizione di pivot c'è Balardin che non riceve questa palla come dovrebbe, seguita come un'ombra da Sara Correia. Batte questa rimessa laterale al numero 5 Russo, trova De Sarro, attaccata subito da Isa Pereira, poi il rilancio di Sestari per Isa Pereira, appunto velocissima questa partita da una parte e dall'altra, abbiamo visto parecchie ripartenze da parte di entrambe le squadre. Cortés dal corner, fuori c'è il Pidio, respinta di Correia, poi De Sarro non controlla, si scontrano il Pidio e Isa Pereira e poi quest'ultima allarga sulla destra per Cortés che mette ordine. Balardin, Isa Pereira, ancora Balardin, Cortés, rotazione del Falconara qui, si rimettono in posizione, si è fatta tutto il campo Isa Pereira e poi sbaglia questo passaggio, non è andata in profondità qui Balardin, è rimasta nel mezzo. Martinez va a battere questa rimessa laterale, Correia, non bellissimo questo passaggio, poi in qualche modo Martinez per De Sarro, Zagar, Pisa, ma ha capito tutto Cortés dentro per Balardin, tocca solamente con la punta, non riesce ad agganciare questo pericolosissimo pallone. De Sarro, Martinez, ancora De Sarro, quasi l'errore, non ne approfitta Isa Pereira che dice proprio a Cortés doveva forse andare ad attaccare lo spazio lì vicino al secondo palo. Giocatrice di esperienza Isa Pereira. Balardin, scambio non buono con Cortés, poi trova Isa Pereira attaccata da Zagar, palla che scorre, c'è un fallo qui su Gaspari, anzi no, è rimessa laterale, sì, la palla era uscita, poi Correia non trova nessuna compagna. Correggo prima, Maria Francesca Gaspari entrata in campo. Cortés, Ferrara, Balardin, il tiro esterno della rete. Riparte Russo da Zagar, si ferma con la corsa Dani Alves, l'aveva vista Zagar, l'aveva lanciata, poi
Non ha concluso il movimento la portoghese numero 11 della Lamezia. Cortés, ancora Falconara. Sembra comunque in controllo del possesso fino a questo momento. Ferrara. Ballardin. Cortés. Sbatte addosso a Ines questo pallone, poi Sestari, lancio subito per Cortés. Ines in calcio d'angolo. A metà tra un retropassaggio e una deviazione questa. Cortés dal corner. Fuori Ballardin il destro, Dani Alves. Poi si riparte ancora da Ballardin e ci riprova. E ancora una volta il muro di un ottimo Lamezia in fase difensiva, grazie anche a qualche intervento degno di nota di Desiree Russo. Cortés profonda per Ballardin che non trova Gaspari sul secondo palo. Rimessa dal fondo ancora Russo. Partita ferma quando abbiamo superato la metà del primo tempo sullo 0-0. Dani Alves. Ines subito pressata efficacemente da Giorgia Ballardin e dunque si riparte da Letizia Cortés. Isa Pereira tornata in campo, ha rifiutato qualche minuto. Ferrara la chiude Alves. Isa Pereira, Ferrara, ancora chiusura di Alves. Cortés, Pereira, c'è Cortés ancora fuori. Pressione di Correia che consente alla Lamezia di rientrare in possesso del pallone. Si riparte da una rimessa laterale in zona difensiva. Dani Alves, subito pressione Falconara. Zagar, troppa fretta qui. Isa Pereira non ci arriva. Poi Ferrara, calcio di punizione. Giusto. Metà campo, nessun provvedimento ovviamente, nessuna sanzione. Primo fallo della partita addirittura della Lamezia. Isa Pereira. Cortés, Ferrara. Ancora Cortés. Pisata per Ferrara. Col sinistro dall'altra parte per Isa Pereira. Ancora Ferrara. Dani Alves ha capito benissimo. Poi si allunga troppo il pallone sul primo controllo. Molto ottimista qui Dani Alves. Sicura. È andata a recuperare Isa Pereira. E riceve questo pallone da Sestari. Ferrara. Pereira Cortés. Scambio tra le due. Poi Praticò. Dentro c'è Ferrara. Non riesce a passare Praticò da Sara Correia. C'è Alves sul secondo palo. Dani Alves e Isa Pereira ancora una volta si sostituisce. Guadagna anche il possesso di palla. Si sostituisce a Sestari. Murando questo tiro. Ripartenza un po' lenta. Questa della Lamezia poteva essere molto più pericolosa. Praticò. La palla che adesso finisce tra i piedi di Cortés. Poi ancora Cortés attaccata da Ines. Entra Aliotta per il Lamezia. Sestari, dall'altra parte Cortés. E il Pidio. Doppio passo. Poi benissimo sul fondo, mette sul secondo palo. Non c'è. Questa volta Praticò. Passaggio leggermente arretrato. Russo. Dove non c'è nessuno. Dove non ci sono maglie nere. Isa Pereira ancora. Palla dentro di Cortés per Praticò. Russo la blocca. Ines, errore, poi Foti, l'ultimo tocco è il suo.
non riesce ad uscire molto bene in Lamezia, deve tentare qualche giocata lunga con qualcuno di più avanzato. Elpidio ne salta 2, poi il tiro difficile in caduta, palla al lato, esce Ines, entra Martinez. Russo, Martinez, proprio lei appena entrata. Aliotta, Dani Alves, Foti. Aliotta attaccata da Isa Pereira, si fa sentire. Ed è ora rimessa laterale per il Lamezia. Martinez prova a saltare Pratico, poi perde palla Martinez e Pratico, Russo, intervento clamoroso ancora, tiene questa partita inchiodata sullo 0-0. Finora per me migliore in campo, ha qualche problema però. Speriamo nulla di grave, perché fino a questo momento ha dato prova di una grande prestazione. Prova a rialzarsi, vediamo un attimo. Fa segno il capitano Aliotta che ok, stringe i denti, credo. Russo, Cortés, Isa Pereira, palla dentro, intercetta Foti, poi la perde, interviene Martinez, al volo Elpidio, stava per fare il gol della settimana. Aliotta, ancora un po' di confusione, Martinez per Foti, c'è Aliotta dall'altra parte, Isa Pereira ha capito tutto, poi Erika Ferrara riparte subito, Alves tocca il pallone, poi sbatte addosso a Erika Ferrara. Rimessa laterale per il Lamezia. Sei e 21 al termine della prima frazione, 0-0 tra Royal Team Lamezia e Ocasa Falconara. Dani Alves al centro per Martinez, messa giù in ritardo, poi Foti all'opportunità, Foti, il tiro debole, la parata di Sestari non è neanche delle migliori ed è time out Falconara. E dunque terminato il primo time out chiamato da mister Domenichetti, giusto per sistemare qualche accortezza. Vediamo se adesso ci saranno i frutti di questo tempo a disposizione per il Falconara. Vediamo come si sistemerà adesso. Cortés taglia tutto il campo, Erika Ferrara prova a rientrare, non c'è nessuno in mezzo. Martinez attaccata da Elpidio alle spalle, ha giocato un po' lenta in questa occasione. Ferrara, Cortés, Ferrara può provare col sinistro e così è ancora Russo. Alla fuori Isa Pereira, secondo palo, Ferrara, non c'è nessun tocco avversario
E palla che finisce sul fondo. Pericolosissimo ancora il Falconara su queste palle inattive. Russo non trova movimenti delle compagne, butta via in sicurezza. E il Pidio. Ferrara. Cortés. Palla per Isa Pereira, non aggancia, poi Russo. C'è sia Foti che Ines. Palla lunghissima, non ci può arrivare la numero 10 in maglia nera. Cortés, ancora taglia il campo, poi ancora Ferrara, la blocca lì Russo. Martinez, addosso all'avversaria, in questo caso Alina Elpidio, rimessa dal fondo. Ines, attaccata da Isa Pereira. Ferrara, ancora Russo, la respinta, poi spazza Ines. Sinistro micidiale di Erika Ferrara. Rientra Giorgia Ballardin. Ancora conclusione di Ferrara, addosso al muro della Mezia. Pisata di Ferrara, poi palla dentro per Ballardin. Ancora palla che scorre, Martinez che oggi sta bisticciando un pochettino con i piedi. Torna dietro e mette ordine Isa Pereira. Poi numero qui di Elpidio che va dentro il palo, colpito su deviazione anche. Calcio d'angolo. Questa volta non è stata Russo a salvare la Mezia, bensì una deviazione e poi il Legno colpito da Isa Pereira che se n'è andata, si è involata sulla fascia, poi ha concluso di punta con il destro. Palla spiovente dove però non arriva Isa Pereira. C'è Nani Alves che può ripartire, la velocità di Ballardin. Nani Alves protegge molto bene questo pallone. Martinez, Foti non ha capito, è rimasta lì a metà tra il centro e la linea laterale. Voleva che andasse in profondità la numero 27, ma invece Foti è rimasta ferma. Si riparte ancora con il Falconara in possesso di palla. Isa Pereira, la palla è lunga, finisce in fallo laterale. Time out la Mezia. Terminati i time out di questo primo tempo, mancano esattamente 4 minuti e 19 secondi, risultato di 0-0. La Mezza in campo con Ines, Zagar, Correia e Foti, ovviamente Russo. Ines, Foti, rimane lì sulla linea Ines, in quel caso farebbe meglio a creare uno spazio. Pratico, Ferrara, sinistro ancora Russo con la mano. Dal corner è pronta Ballardin, dentro per Ferrara, intercetta Ines. Ferrara,
Va Ines incontro. Foti chiude su Isa Pereira. Poi palla per Pratico, che ha sbagliato il controllo, forse anche per la presenza di Erika Ferrara lì vicino. Il russo ha spazzato via in scivolata. Ferrara. Palla dentro. Ines. Ancora Ferrara. Non lascia scorrere. Chiama anche lo schema su questa palla inattiva. Palla fuori per Isa Pereira. Poi Balardin non controlla. Isa Pereira deve appoggiarsi a Sestari. Rimane lunghissima Pratico. Questa volta non c'è il lancio. Balardin. Pratico anticipata da Ines. Può andare Ines. Sul secondo c'è Foti. Ines addosso a Balardin, che ha recuperato molto bene. Ines. Zagar sinistro. Con deviazione credo di Pratico. Infatti è calcio d'angolo. C'è il Lamezia in questa partita, nonostante il divario tecnico tra le due squadre, soprattutto il divario in classifica. Foti. Zagar si coordina, ma il tiro non è un granché. Sestari. Riparte Falconara. Isa Pereira. Balardin porta la palla, doppio passo Zagar, non si fa saltare, poi rimontata subito da Isa Pereira. Ferrara. Pisa per Pereira. Pratico. Può puntare Correia, che ci mette il piede. Giostra di cambi. 2 cambi per il Falconara. Cortés. Elpidio. Ha spazio per il tiro. Silvia Pratico a 3 minuti dalla fine del primo tempo, col marchio di fabbrica sul secondo palo, appoggia in rete. Questa volta non c'è arrivata Russo e c'è il gol dunque del vantaggio del Falconara. Silvia Pratico sblocca questo risultato. Partita che è stata impegnativa fino a questo momento per il Falconara, quindi vedremo adesso se ci sarà o meno la reazione della Lamezia. Ines fa tutto lei, guadagna solo la rimessa laterale. Correia per Russo. Prova a cercare qualcuno, metà tra un passaggio e un tiro in porta. Cortés. Valla a cercare Pratico, interviene Zagar, poi Ines. Non è buono lo stop. Balardin per Cortés. Dall'altra parte c'è il Pidio. Parte Silvia Pratico. Correia. Spara via. Cortés dalla rimessa laterale. Palla fuori, il Pidio si calcia addosso. Poi Isa Pereira. Sestari. El Pidio. Cortés. El Pidio è solo davanti a Russo. El Pidio. Russo. Con il possesso Falconara, palla dentro. Non ci arriva Gaspari. Zagar, spalle alla porta. Non sa bene cosa fare in questa occasione. La spara via. Elpidio. Cortés. Cambia zona di campo. Poi il passaggio per Elpidio. C'è Gaspari. Gaspari punta Ines, poi va da Cortés.
Si fa vedere ancora Gaspari, Cortés per Gaspari, pallone in mezzo, anzi tentativo di passaggio questo, non riesce. Ora palla inattiva Falconara, Isa Pereira e Desiree Russo. Ancora una volta l'ennesimo intervento. Cortés, calcio d'angolo, si muove Isa Pereira, palla sul secondo palo per lei, tiro debole, respinge Martinez. Ultimi 118, 120 secondi. Ancora Falconara, questa volta l'angolo, alla dentro, Russo forse la tocca, sì, c'è ancora calcio d'angolo per il Falconara. Gaspari, Isa Pereira, Gaspari, palla dentro, e Pidio per poco non trova la zampata vincente. Russo per Ines, Nani Alves addosso a Elpidio. La pressione del Falconara è impressionante quando il Lamezia prova ad uscire. Martinez si allunga troppo il pallone. Ultimo giro d'orologio effettivo di questo primo tempo. 1-0 Falconara, gol di Silvia Praticò. Non passa Gaspari, poi mette ordine Cortés e Isa Pereira, ancora Cortés, sovrapposizione di Isa Pereira, poi si va da Elpidio, Cortés, Isa Pereira, gancio di Elpidio, interviene Alves, rimessa laterale Falconara, 29 secondi. Palla fuori, Isa Pereira colpisce Gaspari, ancora Isa Pereira, la sua lata, è intervenuta Ines, riprende palla in Lamezia, Martinez prova ad uscire in mezzo a due, poi prova a saltare anche Gaspari e reinterviene di nuovo Cortés. Gaspari pulisce tutto, Cortés dall'altra parte, Isa Pereira dentro Elpidio, Cortés col sinistro per una conclusione debole. È finito il primo tempo qui alla Lamezia Terme. Il Falconara in vantaggio per 1-0 sulla Royal Team. Si va a riposo con un risultato secondo me sorprendente. Ci rivediamo, ci risentiamo fra qualche minuto in diretta qui dalla Lamezia Terme.
Alla fuori il tiro di Isa Pereira. Rimessa dal fondo Lamezia. Ferrara, se ne va Ferrara, sinistro, e c'è il gol del 3-0 di Erika Ferrara. Grandissimo gol, se ne è andata via con un numero e ha concluso in porta in maniera violentissima. 3-0 Falconara. Ines intercetta Cortés, rimessa laterale ancora per il Lamezia. Foti, tunnel di Foti, poi Sestari la blocca. È già partita Isa Pereira, numero aggancio falloso di Ines, che si becca anche un cartellino giallo. Il calcio di punizione dunque per il Falconara. Pronta su questo calcio di punizione Balardin. Calcio in porta, Russo respinge, poi Foti allontana. Schema non riuscito per il Falconara, allontana Ines. Balardin, Isa Pereira, Cortés, troppo lunga questa palla per Balardin. Russo, rilancio, cercare Ines, l'aggancio di Foti, poi il palleggio, prova a saltare Balardin. Nani Alves spazza malissimo Isa Pereira, poi spunta dal nulla Gisela Martinez, ma la palla ancora del Falconara con Cortés. Palla dentro di Isa Pereira, Ines intercetta il passaggio. Nani Alves, Gisela, poi Isa Pereira, Balardin è sola, il tiro, Russo respinge, palla che finisce in rete con questo clamoroso autogol di Ines, che ha provato a spazzare ma ha colpito male questo pallone, ed è 4-0 per il Falconara. Aveva salvato la porta Russo, ma le sue compagne non sono state all'altezza della situazione in questo caso. Sfortunata anche Ines con questa autorete. Si riparte 4-0, prova a saltare Martinez, non ce la fa. Cortés, scambio con Elpidio, ancora Elpidio. Cortés entra suolando molto bene, poi Balardin da solo contro Russo, preferisce il passaggio per Elpidio, poteva concludere col sinistro. Russo, riparte Lamezia, Zagar, un aggancio non felice di Martinez, Praticò, mette ordine. Foti, esce Sestari, ha capito e ha letto molto bene questa occasione per il Lamezia. Foti, Martinez, Nani Alves per Foti. Foti prova una conclusione, Sestari la blocca. Partita Silvia Praticò. Martinez interviene, Elpidio, Balardin per Cortés,
Ancora Balardin. Cortés. Scambio Balardin e Elpidio. Di nuovo Cortés. Crea lo spazio il Falconara. Palla dentro, Praticò. Controlla benissimo. Poi tiene la palla in campo. Ancora Elpidio. Dall'altra parte per Cortés. Praticò si gira. Intervento di Martinez. Sulla palla. Dani Alves. Gisela Martinez. C'è Zagar. Poi tenta una conclusione con la porta completamente coperta. Time out chiamato da Do Amaral. Vai. Terminato il primo time out a disposizione di Do Amaral. Riparte la Lamezia. Zagar. Nani Alves. In ritardo Zagar a chiudere questa triangolazione. Balardin. Isa Pereira. Profondità per Praticò. Isa Pereira. Zagar. E poi Russo. Palla imprecisa per Zagar che non aggancia in maniera corretta. Isa Pereira. Zagar a sinistro. Ancora una volta è la terza conclusione della partita per la croata. Ancora una volta largo però. Balardin. Riceve Isa Pereira. Praticò. La tiene. Poi splendido questo passaggio per Isa Pereira. Tacco per Praticò. Praticò! Azione magistrale del Falconara. Doppietta per Silvia Praticò. Ma grande combinazione con Isa Pereira. Non può nulla qui. Solo un leggero tocco. Tentativo di parata di Desiree Russo. Sono 5 gol di vantaggio adesso per il Falconara. Dani Alves. Zagar. Foti. Si è difesa benissimo Isa Pereira. Praticò. Zagar. Non prova la conclusione col sinistro. Ci prova Dani Alves ma è debole. Subito il lancio per Elpidio. Esce Russo. Gisela Martinez. Punta Praticò. Palla per Alves. Poi Foti. Alves ne ha 2 addosso. In qualche modo per Foti. Foti rientra sul destro. Interviene Isa Pereira. Praticò. Martinez. Rimane la palla sotto la suola di Praticò che poi incredibilmente riesce a tenerla tra i piedi. Sestari. Isa Pereira. Se ne va sulla destra. Poi cambia gioco. Gaspari. Ancora Isa Pereira. Elpidio. Salta Zagar. Di nuovo da Isa Pereira. Scambio ancora con Elpidio. E qui non ha ultimato il movimento Silvia Praticò.
Scavino di Foti, ma non riesce a chiudere l'1-2 Gisela Martinez. Dunque ancora Falconara. Palla messa in mezzo da Gaspari. Ritorna tra i suoi piedi, poi Elpidio. Ancora Gaspari. In mezzo c'è Praticò. Muro di Annalisa Foti. Isa Pereira. Elpidio. Gaspari. Pereira, Praticò, gancio col petto, Gaspari. Poi Foti. Dall'altra parte c'è Martinez. Martinez, anzi è Dani Alves che sbaglia. Rimessa laterale per il Falconara. Sistema il pallone Gaspari. Isa Pereira. Palla che scorre sul fondo. Rimessa. Foti. Gisela Martinez. Punta Erika Ferrara. Zagar bloccata da Gaspari. Praticò. Ferrara. Da Balardin. Praticò non riesce ad agganciare questo passaggio un po' arretrato rispetto alla sua posizione. Foti, Dani Alves. Prova ad andare Dani Alves col numero Alves. E c'è il gran gol di Nani Alves, che poi involontariamente colpisce anche il direttore di gara, abbracciato dalle compagne. Veramente un gran gol questo di Nani Alves. Tunnel e via. Lo spunto personale accorcia di poco la distanza. 5-1. Sempre Falconara in avanti, in controllo di questa partita. Ma il Lamezia ha dimostrato di esserci comunque nonostante le numerose sconfitte, i numerosi gol subiti. Può ripartire ancora il Falconara. Balardin, diagonale, palla fuori. Zagar. Foti. Deviazione di Cortés. Russo, pressata da Balardin. Credo sia stata la scelta migliore questa di Russo. Balardin fuori per Cortés. Arretra, fa salire il Lamezia. Rinvio di Sestari. A cercare Ferrara che non trova l'aggancio. Russo per Zagar. Dall'altra parte Martinez. Martinez prova lo spunto. Balardin difende. Poi lotta Martinez. Guadagna la rimessa laterale. Alves. Zagar. Cerca Foti. Lascia scorrere Cortés. In rientrata Isa Pereira. Va a mettersi come estremo offensivo. Anticipata da Nani Alves. Cortés. Balardin. Cortés. Poi lo spunto di Ferrara. Su Martinez esce Russo. Foti. Nani Alves. Zagar al centro per Foti. Sestari. Cortés ha spazio, tanto spazio. Dall'altra parte Balardin. Controllo, passaggio per Isa Pereira. Poi di nuovo Balardin, palla contesa. E poi ci mette una pezza Martinez in calcio d'angolo. Rientra De Sarro. Con qualche acciacco fisico, comunque in campo ha giocato poco la capocannoniere della Lamezia. In questa partita l'abbiamo vista poco, vediamo cosa avrà da dire in questi pochi minuti
a disposizione. Balardin. Cortés. Si ritorna da Sestari. Adesso Isa Pereira. Cerca e trova Balardin. Ferrara. Finta di tiro. Poi palla fuori per Cortés. Isa Pereira. E di nuovo Erika Ferrara. Molto bello vedere questo giro palla del Falconara. Si conclude adesso con questo passaggio sbagliato di Isa Pereira. Poi De Sarro, aggancio col petto, controllo col destro, aspetta la compagna. Balardin ha fatto il massimo, non c'è nessun supporto. Palla dentro di De Sarro, intercetta Ferrara. Isa Pereira dentro. C'è il tocco di Cortés, rimessa laterale per la Lamezia. 3:55 al termine. Zagar. Cerca De Sarro, anticipata da Isa Pereira. Poi Aliotta non controlla molto bene questo pallone. Balardin la porta avanti. Balardin, c'è Ferrara. Palla sul sinistro, deviato. Calcio d'angolo. Palla lunga per Ferrara, che conclude in qualche modo. Si alza il campanile. Zagar. Ferrara al volo. Nulla di fatto. È difficilissima questa conclusione. Russo. Aliotta. Martinez. Isa Pereira intercetta. Poi Balardin allarga per Cortés. Isa Pereira. Esce Russo. Isa Pereira la salta. Palla dentro. E Martinez non riesce a intervenire. C'è il gran gol di Isa Pereira. Ci ha creduto fino alla fine. Ha saltato anche Russo. Palla che finisce tra le gambe di Martinez. E poi in porta. Gol del 6-1. Ci mette la firma anche Isa Pereira. Si riparte con il Lamezia. Aliotta sbaglia il passaggio. Elpidio ostacolata molto bene da Zagar. Martinez la ferma Silvia Praticò. Ancora Martinez. Palla sul secondo. Anticipa Elpidio. De Sarro sulla rimessa. Palla fuori per Martinez. Poi trova ancora Elpidio davanti. E c'è rimessa laterale. Zagar. Martinez. Aliotta. Ancora Martinez. Zagar per De Sarro. Pallone che non arriva alla 26 della Royal. Isa Pereira. Cortés. Praticò. Chiude De Sarro. Poi pallone ancora per un momento per il Falconara. Poi deve andare Zagar a battere questa rimessa laterale con Sestari fuori dai pali. Subito in posizione le ragazze di mister Domenichetti. Pallone alto di De Sarro. Palla lunga per Praticò. Difende bene Zagar. Russo. Isa Pereira. Zagar poi in fallo laterale. Ancora Isa Pereira.
C'è un richiamo per De Sarro. Pereira praticò. Forse è un tocco con la mano, dubbio. In questo caso è play on. Sbaglia Aliotta. Cortés. Pallone per Elpidio. Conclusione larga. Con Praticò sempre lì sul secondo palo. 1 minuto e 58 secondi al termine dell'incontro. Risultato che ormai è a favore ampiamente del Falconara, con qui un errore di Aliotta che riconsegna subito palla alle Citizens. Praticò, vince il rimpallo, poi interviene Martinez. Cortés. Elpidio al volo, si coordina male e dunque conclusione fuori dallo specchio. De Sarro, a spazio De Sarro. Passaggio arretrato qui per Martinez. Ballardin per Cortés. Elpidio. Praticò. La tiene in campo. C'è Ballardin fuori. Passaggio per Praticò, poi Elpidio. Russo interviene. Rimessa laterale. Battuta Ballardin. Conclusione pericolosa. La cerca De Sarro. Un gancio di De Sarro. Cortés. Poi Zagar. Palla dentro, c'è Aliotta nel mezzo. Ancora Cortés. Ballardin. Accenna la pressione e la Mezia. Sestari. Intercetta Zagar. De Sarro. Zagar. Aliotta è sola contro Sestari, che compie un miracolo. Poi difende palla Cortés. La tiene lì. A perdere questi ultimi 40 secondi. Rilancio. Martinez contro Praticò. Esce Russo. Se ne va via Russo. Sale con palla al piede. De Sarro. Dall'altra parte Zagar. Vista. È servita. Molto bene da De Sarro. Dentro c'è Aliotta. Palla per Martinez. Sinistro. Alto. Deviazione. Con qualche protesta di Sestari, effettivamente deviazione difficile da vedere da questa posizione. Molto probabilmente il direttore di gara era posizionato meglio di noi. Calcio d'angolo dunque per il Lamezia. 27 secondi dal termine. De Sarro. Praticò, ha capito tutto. Passaggio lentissimo di Martinez. Praticò. Intercetta Aliotta. Rimessa laterale. Siamo quasi per la fine di questo match. Che ha visto il Falconara dominare sotto il piano, sotto il punto di vista del palleggio. Qui De Sarro si piazza davanti alla rimessa laterale, non alla giusta distanza. Sembrato strano come non è stata richiamata. Se ne va Ballardin, palla sull'esterno della rete. E dunque ultima parentesi di questo match. Aliotta. Zagar. Rimessa laterale. Cronometro che si ferma a 6 secondi. Tempo di buttare una palla dentro l'area. Martinez. La lascia Zagar. Martinez, palla dentro. Sestari. E sirena che decreta la fine di questo incontro con il Falconara che
batte per 6-1 la Royal Team Lamezia, che rimane sempre più ultima in classifica. E noi salutiamo gli amici di Futsal TV che ci hanno seguito quest'oggi. Vi auguriamo